parlato con il leader delle frecce tricolori. Sono i nostri colori, quelli sul mare di Jesolo, su verso l'alto con le frecce tricolori 650 km/h per tutti i 10 aeroplani che arrivano alla sommità della manovra a 1500 metri. Guardano il volo verso in questo istante i piloti continuano la loro rotazione nel cielo per portarsi poi di nuovo con le ali parallele alla linea dell'orizzonte. 1500 metri è la quota massima alla quale voleranno i piloti delle frecce tricolori 640 km della velocità di manovra di una delle manovre. Esatto, grazie. Il capo formazione, il maggiore Jens Langen, incastrato al centro della formazione il capitano Marco Zoppitelli, leader della seconda sezione, e in coda un altro pilota, e lui è il solista delle frecce tricolori che adesso andrà su con la formazione per la prima manovra acrobatica. Su verso l'altro allora con le frecce tricolori, non perdete l'apertura della formazione, pronti per la prima manovra, via! Ora! Questo aereo, l'MB339, per un tonneau in 4 tempi. Calenda, rotazione, la gigantesca entrata all'interno di questa vola il torno in formazione a diamante. E se la formazione dimostra le capacità dei piloti a volare così ravvicinati nel volo acrobatico, tutto alla vostra destra in direzione della manifestazione vittoriosa volo rovescio stiamo per spiegare per quanto riguarda il volo delle frecce tricolori, che in realtà è una combinazione costante di energicianti, il mare di Jesolo, il simbolo della passione. Signore e signori, questo è il cuore delle frecce tricolori. Loro al centro, tutto alla vostra destra arriva il solista, perché non solo la passione serve nel volo della pattuglia, serve anche l'estero, la fantasia che noi italiani sappiamo mettere e che viene caratterizzata da questa. Quei leader si guardano, questo è il nostro tricolore sullo sfondo, il cuore della pattuglia. che viene svolta interamente all'interno dell'area della manifestazione, 360 gradi svolti intorno al centro dove vedete la barca dei vigili del fuoco, 7 volte l'accelerazione di gravità a cui è soggetto il pilota, quindi immaginate il vostro corpo che 7 volte Insieme del cielo in questo istante si guardano dietro della seconda sezione del video. Arrivare a diamante, adesso provate a riconoscere questa configurazione, la riuscirete a vedere mentre ruotano nel cielo. Ecco, adesso questa è la formazione a calcio. e dopo il meraviglioso calice delle frecce tricolori disegnato su questo asse tecnicamente più complicata, una lenta rotazione sull'asse, in questo momento di capacità di Rilascia, riduce la pressione sui comandi, si porta in volo verso il cuore. Da ruota e velocità la luce il solista in un'altra manovra mozzafiato, a coltello, ancora una volta una virata Snyder, questa volta negativa, 3,5 i G negativi,
un'accelerazione che sulla terra non riusciamo a riprodurre, ma solamente nel volo acrobatico delle frecce tricolori. Questa è l'Italia che sale su verso l'alto con la manovra della Arizona. Voce del capoformazione, ora! Molto più veloce rispetto a prima, i comandi vengono eseguiti dai piloti alla stessa velocità della voce del capoformazione. Lui arriva a 1500 metri dal basso, arriva in solista, lo vedete alla base dei fumi, sale su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni della formazione. Questa manovra, l'Arizona degli aviatori, era il luogo dove negli anni 20, quando è nata l'acrobazia aerea collettiva in Italia, si poteva abbracciare i piloti di quei tempi. Questo, signore e signori, che vedete di fronte a voi è l'abbraccio lunghissimo della pattuglia acrobatica nazionale. Se volete salutare i piloti, agitate ora la spiaggia di Jesolo. Via! I piloti della formazione delle frecce tricolori, aspettatevi al centro con la vostra macchina fotografica. Centro, sale su il solista della pattuglia acrobatica nazionale. Lentamente salite insieme a lui, avete ancora il tricolore sullo sfondo, riducete con lui la potenza del motore, lasciate il vostro aeroplano ridotta alla velocità, lentamente fermatevi nel cielo. Così, e poi giù, questa è la scampanata. Fatevi sentire dal solista delle frecce tricolori, ora! Dell'aeronautica militare e della caccia, infatti, vengono scelti per insieme a un gigantesco bersaglio che il leader, scagliando la sua voce, capisce esattamente nel centro e aumenta la velocità verso l'alto. Una formazione spettacolare. A 100 km/h e va su per una manovra mozzafiato. Questo è l'unico dei pochi jet al mondo in grado di eseguire il Dodgeball. 2 rotazioni sull'asse, comandi invertiti per il solista e adesso silenzio. Signore e signori, è lui, il solista delle frecce tricolori, il capitano Fabio Capodanno. Ora ancora il fumo bianco su questa meravigliosa spiaggia. Via i collegati esterni della sezione. Guardate dietro, sono al centro della zona di ora della bomba, attenzione, ora! E il solista a destra, via! Siamo circondati dalle frecce tricolori, 9 velivoli, tutti pronti per raggiungere il centro della formazione della zona di volo di Jesolo, tutti e 9 con direzioni e quote pronte per regalare l'incrocio. Il volo della al centro, Jan Slanger, alla vostra sinistra, dall'altra parte Marco Zampitelli, questo è l'incrocio. Noi alla massima velocità passano sopra di noi. Entra a destra per 2 manovre fondamentali. Il primo è un tonnò, quindi una rotazione sull'asse, ma è un po' particolare. Guardate, in questo momento ha il carrello estratto e in configurazione di atterraggio il carrello estratto luci accese per lui per eseguire anche il looping con la configurazione di atterraggio. Una manovra sicuramente più complicata del consueto, ovviamente svolta a velocità ridotta con il carrello estratto. Ora quasi sul centro della manifestazione la conclude, ma non finisce qua, Andrea, giusto? No, perché dopo aver eseguito questo qual è la distanza che separa un velivolo dall'altro? Prendete la vostra macchina fotografica e scattate la foto ora. A scalare 10 metri, riuscirete
collaborano con questa associazione e quindi fermatevi un momento per aiutare chi è meno fortunato di noi. Sventolate tutto quello che avete in spiaggia, i piloti sono qui per voi per salutare questa meravigliosa spiaggia. Signore e signori, la pattuglia! Torneremo nel nord-est dell'Italia, ve lo ricordo, il prossimo mese di circa 20 giorni per la manifestazione di Grado, poi a Vignano, quindi ancora Appunto, difesa di adesso è tutto, signore e signori, arrivederci nelle